Un esempio autentico di voglia di vivere, di fare sport, di resistere, di includere. Così il sindaco Mario Conte ha voluto ricordare Alex Zanardi, affidando ai social parole cariche di riconoscenza e affetto. Un ricordo che mette al centro non solo l'atleta, ma la persona. Con il suo sorriso gentile e quella naturale eleganza ha saputo vivere e raccontare lo sport nella sua forma più alta, nonostante gli incidenti, nonostante le prove della vita. Parole che raccontano la straordinaria capacità di Zanardi di trasformare ogni ostacolo in una nuova partenza. Dalla Formula 1 fino alla straordinaria carriera paralimpica, Zanardi ha rappresentato un modello universale, dimostrando a tutti noi che lo sport è sempre la strada giusta, ha aggiunto Conte, sottolineando una lezione di forza, dignità e umanità che resteranno sempre. Un legame, quello tra Zanardi e Treviso, costruito negli anni anche attraverso lo sport. Nel 2010 aveva conquistato proprio nella Marca la maglia tricolore ai campionati italiani di ciclismo su strada, partecipando nello stesso anno alla Treviso Marathon, esperienza poi ripetuta nel 2013. E ancora nel 2017 il ritorno in città per presentare Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata per avvicinare allo sport le persone con disabilità, un progetto che incarna perfettamente i valori che Zanardi ha sempre portato avanti. Un'eredità importante raccolta oggi anche dalle istituzioni locali. Un pensiero anche in futuro sarà rivolto a Zanardi. Sì, sicuramente troveremo le forme per ricordarlo, perché oltre che dal punto di vista sportivo sarà giusto ricordare ciò che lui ha fatto, le barriere che ha superato e probabilmente quante generazioni di paratleti gli devono dire grazie. Ho rivisto molte delle sue interviste, fa sempre specie pensare che un uomo che ha subito quello che ha subito lui possa ricominciare con le Paralimpiadi vincendo grandi medaglie e, ripeto, dando forza a persone che magari non avevano la sua forza interiore. In attesa della data dei funerali, Treviso continua a ricordare un uomo che ha saputo andare ben oltre ogni traguardo.